Saulo nacque a Tarso, una città della Cilicia. La sua famiglia era devota e lo educò seguendo le rigide tradizioni ebraiche. Sin da piccolo, Saulo studiò con fervore le sacre scritture. Crebbe imparando a seguire ogni dettaglio della legge ebraica e divenne un fariseo devoto. Un giorno, una nuova dottrina iniziò a diffondersi a Gerusalemme: il messaggio di Gesù di Nazaret. Per Saulo, questa dottrina era una minaccia. Cominciò a perseguitare con fervore i seguaci di Gesù, partecipando attivamente alla loro cattura e punizione. Saulo era presente quando Stefano, uno dei primi seguaci di Gesù, fu lapidato. Quell'evento lo spinse ancora di più nella sua missione contro i cristiani. Deciso a sradicare i seguaci di Gesù anche a Damasco, Saulo intraprese un viaggio verso quella città. Mentre cavalcava verso Damasco, una luce accecante lo colpì all'improvviso. Cadde da cavallo e udì una voce che gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Stordito e confuso, Saulo rispose: «Chi sei, Signore? Che cosa vuoi che io faccia?» In quel momento la vita di Saulo cambiò per sempre. Quella voce era di Gesù e Saulo capì di aver perseguitato il vero Messia. Da quel giorno divenne Paolo, un fervente seguace di Cristo. Ogni fibra del suo essere si riempì di amore e dedizione per la nuova fede. Paolo iniziò a viaggiare portando il messaggio di Gesù in ogni luogo. Ovunque andasse predicava con passione, adattandosi a ogni cultura che incontrava. Parlava ai giudei come un giudeo, ai greci come un greco, ai romani come un romano. Nessun ostacolo poteva fermarlo. Fu imprigionato, flagellato, contraddetto, ma il suo spirito rimase sempre saldo. La sua parola risuonava forte e chiara, portando luce e speranza a chiunque l'ascoltasse. Quando non poteva essere presente di persona, Paolo scriveva lettere piene di saggezza e amore che continuavano a ispirare e guidare i cristiani. Alla fine Paolo fu arrestato e portato a Roma. Anche in prigione la sua fede non vacillò. Continuò a scrivere e a diffondere il messaggio di Cristo. Infine, Paolo fu condannato a morte, ma affrontò il suo destino con coraggio e serenità. Il colpo di spada che lo colpì segnò la fine della sua vita terrena, ma il suo spirito continuò a vivere attraverso le sue lettere e i suoi insegnamenti. La storia di Paolo è una testimonianza di trasformazione e fede incrollabile, un esempio di come l'amore per la verità possa cambiare il cuore di un uomo e illuminare il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.